Allora, qua al Barcelio, Rovigo, lo sprizzetto, insieme al presidente della ma provincia. niente po' di meno che il presidente della provincia, Dallara. Alla Sant'È. Il grande presidente della provincia che si chiama Dallara, Dallara. è nato in Brasile. Ah sì, A Sao Bernardo do Campo. San Paolo, quartiere San Bernardo do Campo, che fa circa 1 milione di abitanti, da genitori italiani comunque. da genitori italiani e migranti. Che ti metto il microfono qua Sì, vicino. benissimo. Allora, col presidente potremmo dire la qualsiasi, Sì. però facciamo un pochino il riassunto. 360 gradi. Il riassunto del ADR, presidente, a domanda rispondo. presidente della provincia, sindaco di Ceregnano, Pensionato. pensionato, questo qua forse Da poco. sì, no, ha fatto una festa poi, inventore del Delta Blues, a me che piace Non suonare, soltanto l'unico, eravamo Però- un gruppetto nel lontano. però diciamo, Anzi, se mi permetti, è partito come blues in piazza, con nel 1987 che l'assessore era Lorenzo Siviero, assessore alla viabilità. Tu eri sindaco a quel periodo? No, ero qualche anno dopo. Ecco. Qualche anno dopo. Però quando Renzo era sindaco abbiamo fatto anche delle serate insieme all'Iras, certo, che tu venivi certo. come a Casa sindaco, Sereno, Casa Serena, a cantare. e io ero a cantare anche tu. sì. Sì, cantavamo. Ah, sì? Lui è Vasco Rossi di sarei- Ah, no, pensavo fosse un crooner, sai quelli che No, sai, no, un cantante no. confidenziale. Lui è, io sono Sì, cantante. sì, è è crooner, cantante, grandissimo, grandissimo. Ivan, La voce del cuore. Ivan Ah. è cantante. E poi dopo si è anche inventato la città della felicità a Ceregnano. Ad essere sinceri, la musa ispiratrice è stata mia moglie. No, ecco, che lei Che è la stata- signora che si chiama- la dottoressa Bertoli, che mitica. lei è molto presente, esatto. Io che seguo i social, un po' adesso da quando sei presidente scrive un po' meno. Comunque, Prima era molto più presente nei social. vabbè, insomma, comunque, vabbè, insomma, è stata lei che mi ha dato questo input e poi abbiamo sviluppato e nessuno pensava che avesse sostanzialmente un successo, chiamiamolo successo, ma un risalto così anche, chiamiamolo internazionale, perché insomma Beh, che poi È diventato un appuntamento sì, fisso sì, importantissimo. esatto, che poi Lo la so. ciliegina sulla torta si è avuta nel momento in cui io durante l'apparizione del Belen al Festival di Sanremo, se vi ricordate, quando lei è Con la farfallina? con la Sì. farfallina e la famosa la ministra di allora, quella quella cattiva, la ministra Quella cattiva chi è? questa- quella di pensione la Fornero. la Fornero, quella cattiva? sì, la Fornero, Poveretta ormai. sì, poveretta, è il caso di dirlo, no, che ha una sorta di strali anche eccessivi nei suoi confronti, e si indignò. E allora io andai su tutta la stampa nazionale per dire, proposi a lei la cittadinanza onoraria di Ceregnano in maniera provocatoria, nominando la farfallina della felicità, anche perché insomma era collocata in un posto strategico. un posto strategico. Era un posto sollevando strategico. anche un po' di perplessità da parte dei bacchettoni di turno, tant'è che mi ricordo benissimo, mi chiamò addirittura il Clarín de Buenos Aires per sentire se era vero che volevamo dare, e mi ricordo allora che il questore di allora, che non faccio nomi, mi disse: guarda Ivan, se riesci a far venire la Belen a Ceregnano ti garantisco il servizio d'ordine gratuito. No, adesso al di là delle battute, insomma, Ma dopo tutte queste robe qua, A, pensionato, B, sindaco, Sì. inventore, musicista, ma chi te l'ha fatto fare a fare il presidente della provincia? No? io l'ho detto, O sbaglio? Te lo sei chiesto anche tu? Anzi, io sono fra quelli che ha molto caldeggiato Sì. che lui Ah, sì? si ma candidasse. bisogna, in un contesto storico leggermente diverso, sarebbe più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che io che diventassi presidente, anche perché eravamo dell'area così chiamata di centrodestra, insomma, e in 3-4 papabili, non è che ne fossero tanti, insomma, no, a quel tempo. E lì si è fatto un po' di verifica, ha detto: ma cosa dici tu, c'è la tua disponibilità? Ho detto sì,
Per un motivo molto semplice, che io amo alla follia la mia terra. La mia terra, il Polesine, il Delta, anche se in questo ultimo periodo qualcuno mi ha un po' criticato aspramente, a mio modo di vedere, sbagliando, però... E dopo la frase detta dal Presidente, per fare una citazione manzoniana, alla domanda chi è che si vuole candidare, lo sventurato risponde. No, allora eravamo in due e tre, io. posso anche dire chi erano gli altri, a un certo punto ho detto ma tutto sommato io è meglio che lo fai tu, e così è transitata la Così mia è partita candidatura, la insomma. proposta di candidatura. Si era tentato anche di fare una candidatura unitaria laddove era possibile, non è successo, mentre è successo dopo sulla elezione, per le elezioni del consiglio provinciale, dove insomma mi sbaglio, perché alla fine Due liste anche lì, sì, però c'era, diciamo, l'area di centro-destra e centro-destra, più destra, più destra, esatto, quindi destra. poi il gruppo di Fratelli d'Italia ha preferito fare una lista per conto suo. Comunque, Per la prima volta mi sono preso gli appunti perché ho l'illustre ospite, certo, quindi, Presidente della provincia. prima di c'è fare- sempre una prima volta. c'è sempre una prima volta, bravo. Maior. Allora qua c'è scritto, preso da Wikipedia, il presidente della provincia e i membri del consiglio provinciale non è previsto per loro nessun compenso. Che probabilmente io lo sapevo, però non tutti lo sanno questo, perché poi dopo sono venute fuori le polemiche anche del telefonino, eccetera, eccetera. Se voi dopo ne parliamo, eccetera. Comunque è ancora il mio vecchio, cioè, per questo Vabbè, io quindi- quello nuovo non l'ho ancora visto, e Questo è uno scoop. al di là delle polemiche, insomma. Qui in provincia ho scoperto che il telefonino ce l'ha addirittura anche l'usciere, quindi qualcuno mi ha detto beh, lei non si prende il telefonino, ho il mio, però casualmente si è rotto, però me lo pago io, Ah, ecco, no, quindi se sia questa qua- chiaro che... Quindi non c'è compenso. Tra l'altro poi nel secondo break domani ne parleremo di tutte le funzioni che ha la provincia, e come diceva un ex presidente delle province nazionali, diceva abbiamo tante cose da fare ma non ci sono i soldini, Esatto. e ci spiegherai come si può fare, conciliare questo, e chiedendo naturalmente anche all'eminenza grigia e la memoria storica. Renzo, Senza grigia perché coi capelli grigi. no, Renzo, Perché? lui sì che è veramente la memoria storica Sì, di sì, questa- no, non soltanto della città, della provincia, ma direi anche del Veneto a questo punto. E questo l'ho appurato anch'io. Sì. Per Quindi- strada, spritz dopo spritz. Spritz dopo spritz. Sprizzetto. Intanto facciamo il primo giro, Ok. e domani facciamo, Il secondo. ti chiederemo un po' di cose. Hasta la vittoria. Ah, sempre. Ci vediamo domani. Però non è brasiliano, Arrivederci. su, No, No, quello... Questo è spagnolo, no, quello è Spagnolo. messicano, quello è cubano.